Orgoglioso del risultato raggiunto il consigliere regionale Marco Dolfin dopo la firma del decreto per la ZLS, la zona logistica semplificata per il porto di Venezia ed Euroregino, di cui beneficerà anche Chioggia. Un importante risultato arrivato a seguito di un grande lavoro di squadra che ha impegnato la Regione del Veneto, in primis il presidente Zaia, l'assessore allo sviluppo economico Marcato e tutti i tecnici, ma anche i sindaci del territorio, le province, le camere di commercio, le autorità portuali e ovviamente i rappresentanti in Parlamento. Questa firma, spiega il consigliere, permetterà agli enti locali e alle associazioni economiche di categoria di attirare investimenti e sviluppare sinergie, introducendo al contempo sgravi fiscali e ovviamente semplificare la burocrazia che fin troppo spesso strangola le imprese. Non stiamo parlando però di un punto di arrivo, continua Dolfino, ma di un nuovo punto di partenza per un ulteriore rilancio del Veneto. Anche Chioggia può ritenersi più che soddisfatta, un riconoscimento per la nostra splendida cittadina non scontato, dal momento che in un primo tempo non era stata inserita nella gestione della ZLS. Solo successivamente, con la nuova amministrazione comunale, lavorando come una squadra coesa, siamo riusciti nell'impresa e rientrati nella partita. Il prossimo passo è lo sviluppo dello strumento gestionale che renderà realtà la ZLS. Come amministrazione regionale e comunale siamo pronti a lavorare sodo per sfruttare al meglio le opportunità che la ZLS ci offre, conclude Dolfin.